Eri, buongiorno Italia, sono a casa di Marco, cioè sono a casa mia, però casa mia è dentro casa di Marco e che forte, si è fatto tipo l'area camper personale, che forte, così mi ha prestato la 220, adesso sono collegato alla 220, questo per ritarare più che altro le batterie, per dargli una taratina che fa sempre bene ogni tanto, non è mai stata fatta da quando le ho prese, il massimo sarebbe fare almeno 2 giorni sotto la 220, però intanto meglio di niente. Che Marco è il famoso tu, quello delle caldaie, e appunto da domani si spera insomma di risolvere il tutto. Lui lo vedo comunque molto preparato, molto convinto sul da farsi, per lui è una cosa semplice. Mi sono affidato a lui invece che a un riparatore di camper, perché mi sono informato, no, chi trattava l'Alde un po' in tutta Italia eccetera, però insomma il solito ragionamento, cioè scusa un attimo, chi fa camper l'Alde magari anche li monta, ma quante ne ripara? Cioè massimo una all'anno, ma neanche. Vai da un riparatore di caldaie e te ne ripara a centinaia e centinaia. L'Alde alla fine non è altro che una caldaia in miniatura all'interno di un camper, è collegata ai termi e tutto quanto col termostato, quindi nulla di differente. Ho paura che domani mattina mi farà alzare molto presto, va bene dai. Intanto io oggi sono andato avanti a lavoricchiare qua nel mio camper, ho girato la recensione, quella dei guanti termici, che pensa che figo, sei nel dietro alle quinte, perché nei video precedenti non stavo registrando appunto questa recensione che deve ancora finire. I guanti adesso sono qui fuori col termometro dentro e sto vedendo tutte le prove, però vabbè, in teoria avrei già visto la recensione tempo fa, quindi è inutile che ti riassuma il tutto. Vai a rivederteli, sono della Easy Zone. Dai che non vedo l'ora. Riparato sto cazzo di riscaldamento, via subito a montare il frigo e dopo rompiamo le palle al mio bene amato e fidato falegname. È molto onesto quel falegname, è anche molto bravo, veramente molto bravo, e suo fratello è anche molto famoso per le lavorazioni di statue e quant'altro, proprio lo chiamano i comuni anche a centinaia di chilometri per fargli i cristi e tutto quanto, quindi veramente lo conosco già da tempo, gli ho dato lavori da fare sia della vecchia casa che del vecchio camper di Scarosso, e quindi ovviamente adesso anche con Pullman. Della serie non gli chiedo neanche il preventivo, perché quando vado a chiedere preventivi in giro lui è meno della metà degli altri, quindi quel che è va bene, cioè, non sto neanche a buttare tempo a chiedere preventivi agli altri. Oddio, che coma. Buongiorno Italia. Allora diciamo comunque, aspetta. Allora con Marco, no, abbiamo detto di trovarci tipo alle 8, e tu sai cosa vuol dire? Le 8 vuol dire che, esatto, ho indovinato, vuol dire che adesso è prima delle 8, cioè prima ancora delle 8, mamma mia. Difatti vedi c'è anche il sole, cioè il sole non sa neanche lui, dice mi alzo, non mi alzo, e il CP dice ma che cazzo è successo? Cos'è? È prima mattina così? Vero CP? Lo so, hai ragione. Fase 1, stiamo procedendo con Marco all'aspirazione di tutto il vecchio liquido dai radiatori e dal vasetto di espansione. Per chi è appena arrivato adesso nel video, stiamo parlando di un camper che ha l'impianto Alde di riscaldamento, ossia è una caldaia che riscalda il camper tramite dei termosifoni, quindi c'è un liquido che gira. CP, sei in esplorazione? Cioè ha il mega giardino con laghetto e tutto, e guarda sta qua dove sta. Sì, che anche lei è prima mattina, vero CP? Non ho voglia di andare in giro. Già che c'eravamo, adesso Marco sta anche capendo come cavolo si riscaldano i termi col motore, perché non l'ho mai capito, quindi non l'ho mai fatto. Probabilmente magari c'è una valvolina da aprire che si chiude dopo quando è estate, autunno, primavera, così va a sapere. Vabbè, adesso vedremo anche quel discorso là, ma è il meno, diciamo, della serie. Già che ci siamo, vediamo anche quello. CP, dai, ma fate una corsetta, vai, guarda che giardino che è, guarda, dai. E niente, sta qua, vero? Prima mattina. Ricapitoliamo, allora, il primo step, come stai vedendo, è l'aspirazione di tutto il liquido dai radiatori
Successivamente ci verrà inserito un liquido apposito per la pulizia di tutto l'impianto. Terzo step, viene rimesso nel circuito il liquido, però magari stavolta anche quello corretto, hai capito? Non l'antigelo da auto come era stato messo prima, ma ci vuole sì dell'antigelo, possibilmente, anzi senza il possibilmente, tassativamente, che non corroda l'alluminio, ma in una misura del 40%, perché il rimanente è 60% di acqua distillata, e su Pullmin col cavolo che c'era sta roba, hai capito? E quindi è importantissimo per la vita, oltre che per il corretto funzionamento dell'impianto, intanto far sta roba, che andrebbe fatta ogni 2 anni, io questo lo dico per chi ha l'impianto Alde, andrebbe col condizionale, dopo ognuno è libero di fare quello che vuole. E successivamente vediamo il discorso della stufa che si accende e si spegne. Tieni conto che la capienza dell'impianto Alde è relativa, dipende dal tipo di impianto, non inteso il tipo di impianto, il tipo di stufa, la 3000, la 3010 eccetera, no, dipende proprio dalla struttura dei termi, dal numero, dalla dimensione, dalla lunghezza, hai capito? Quindi abbiamo aspirato, abbiamo fatto circolare l'aria e adesso stiamo l'acqua, e adesso stiamo riaspirando di nuovo, dopodiché ci va buttato il prodotto per la pulizia, il prodotto apposito. Italia, noi incrociamo le dita che tutto funzioni correttamente, ossia che non ci siano pezzi da cambiare. Dopodiché incrociamo in anticipo le dita, perché è una cosa che ci tengo tanto, per il discorso frigo, che non ci siano complicazioni di sorta, insomma, ecco. Volevi giocare con la pallina? Va bene, dai, giochiamo con la pallina. Mi dai pallina? Che tipa? E ora tienti, scusa, non capio. Dammi che pallina. Pallina, dammi pallina, mamma mia, sti cani. Mamma mia, che non mi dà pallina. Dammi pallina, sti cani. Sti cani. Che non mi dà pallina, oggi non c'aveva le piantine a Marco. Vai! Ecco. Marco non sta a guardare. Amore, che tega, gioia mia, poretta, ha fatto il sgommattamento. Cara, povera, tata. Per il CP è niente, il CP è indistruttibile. CP contro il taglierba automatico di Marco. Guarda come lo punta. Guarda. Emi, no dai, lascialo là. Che va avanti pian piano con la pallina in bocca, guarda. Giù. Aspetta, non si taglia il CP, no, ma dovrebbe avere le lame sotto. Fa vedere. Sì, ha tutta la carena attorno alle lame sotto. CP. Che tipo. Ma sì, è il coso erba. Ucciuccio che torna indietro. Ok, aiuto, torna indietro, aiuto. Via. Hai visto? Ma sì. Fagli vedere la pallina, dai. Snase che il culo. Che tipo, guarda. CP, amore mio, cara del Signore. Occhio che si gira. Occhio. Ucciu, scappa Biela, scappa. Ucciu che ti prende la pallina. Ucciu, via. Che snasa il culo. Maschio o femmina? Lezione di Veneto che molti si chiedevano, che avevano il dubbio. Skyvar, se ne è parlato anche l'altro giorno, non significa che piove tanto, ossia che piove a scavazza, no? Skyvar significa che c'è quella leggera pioggerellina incerta che dice ma piove, non piove, le dirò Skyvar, hai capito? Tipo adesso le dirò Skyvar. Niente, abbiamo perso il CP, è tornata là, sei innamorata del taglierpa, che tipo.
Che personaggio di cane. Aspetta, perché adesso ha perso la pallina. Attento, attento adesso che arriva. Attento, attento. Ah no, è alla ricerca della pallina, è tornata indietro. No, è ritornata e niente, è proprio amore. Niente, sei innamorata del taglierba. Guarda che lavori. Dov'è la pallina? Amy? Dov'è la pallina? Pallina? Trova la pallina, dai. Dov'è pallina? Pallina, dov'è la pallina? Ma non credo che era di là. Non credo proprio. Mamma mia, che can suicida che devo avere. Dov'è la pallina? Pallina, dai. Persa. Amy, dov'è la pallina? Dai, cerca, cerca. Niente, è distratta dal picciola. Pallina! Oh, brava, 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 brava. Ecco qua, vedi, adesso Marco sta preparando il liquido pulente. Liquido top secret.